Fenomeno delle baby gang preoccupa i carabinieri. Nel Vittoriese 2 gravi episodi nell'anno appena trascorso, i militari nelle scuole per prevenire i comportamenti da bulli. Sarà l'autopsia a stabilire le cause della morte di Giulia De Bernardin, la piccola di appena 10 anni stroncata ieri mattina al Cafoncello da un malore cordoglio in tutto il bellunese. Bilancio del 2019 con numeri impressionanti per la Polizia Stradale di Treviso. I 2 grandi nemici al volante sono stati smartphone e sostanze stupefacenti, 50 le vittime di incidenti. Il dibattito sul futuro del punto nascita dell'ospedale di Vittorio Veneto, pochi parti nel 2019 per il sindaco Miatto, il reparto deve diventare più attrattivo per le future mamme. Oggi prima giornata di saldi che nonostante le offerte tutto l'anno il commercio digitale continuano a essere un rito dei trevigiani in tanti stamattina davanti ai negozi prima ancora dell'apertura. Nella Marca quasi 150 pane vin tra domani e lunedì, siamo stati ad Arcade che si conferma il falò dei record, domani sera ad accenderlo sarà il governatore Zaia. Sarà un'epifania di corsa tra Spresiano e Arcade per la 22esima gara podistica della Befana organizzata dall'Associazione Disabili, centinaia le persone attese. Bentrovati telespettatori di Antena 3 Nord-Est per l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. In apertura il fenomeno delle baby gang. Per il 2020 i carabinieri di Vittorio Veneto studiano una task force per contrastare proprio il fenomeno. Avevano rubato il tricolore dalla sede degli alpini di Vittorio Veneto, poi gli avevano dato fuoco. I 2, entrambi minorenni, si erano giustificati dicendo di aver fatto una bravata per noia. Mesi dopo, 3 sedicenni, membri di una baby gang, erano stati denunciati per aver minacciato, picchiato e rapinato dei coetanei. Il fenomeno delle baby gang nel Vittoriese preoccupa, anche perché dalle indagini dei carabinieri le vittime dei bulli sarebbero molte. Per contrastare questi odiosi episodi, la compagnia dei carabinieri di Vittorio Veneto ha deciso di avvicinare i minori entrando nelle scuole. Proprio per imprimere una maggiore attività di prevenzione saranno predisposte delle conferenze mirate negli istituti di istruzione superiore, nelle classi terze delle scuole secondarie, per parlare di legalità e mettere in guardia già gli alunni e gli adolescenti dai fenomeni di devianza che si possono presentare nella fase adolescenziale. Giovani, giovanissimi, aggressivi e violenti, picchiano e feriscono anche moralmente i loro coetanei senza un motivo, solo per il gusto di farlo, giovani che devono però essere recuperati finché sia in tempo. È un problema sotto controllo, è un problema al quale abbiamo già dato delle risposte sia in senso repressivo con l'azione dei nostri carabinieri, ma noi cerchiamo di farlo in senso di recupero di questi giovani con i nostri servizi sociali. Secondo il riepilogo delle attività dei carabinieri della compagnia di Vittorio Veneto, il totale dei reati è in calo del 5%, in particolare i furti con un meno 20%. In aumento del 15% invece ci sono le truffe, soprattutto quelle informatiche, che colpiscono soprattutto gli anziani. In caserma a Vittorio Veneto è stata allestita anche una stanza per le audizioni protette, che è stata utilizzata da maggio a giugno per gestire 11 casi di violenza di genere. La stanza ha lo scopo di appunto far sentire minor disagio possibile alle vittime di violenza. I casi riguardano principalmente violenze in ambito domestico, situazioni di disagio familiare. E quello delle baby gang e del bullismo più in generale è un fenomeno che riguarda l'intera Marca. Abbiamo chiesto un'opinione all'esperto. In realtà è un fenomeno che riguarda un po' tutti i distretti urbani, non solo le grandi città, almeno questo stiamo osservando dal punto di vista clinico. La conferma arriva anche dall'esperto, quello delle baby gang e del bullismo più in generale non è un fenomeno isolato, dalle grandi città è arrivato anche nei centri più piccoli del Veneto e della Marca, questione di emulazione ma anche di famiglia, sul banco degli imputati carenze affettive e nel peggiore dei casi situazioni di violenza. Si è visto negli anni che un mancato attaccamento positivo con le figure di accudimento, in particolar modo con la madre, o a volte anche ci sono situazioni di padri violenti o di situazioni vissute in famiglia di violenza o comunque di scarso clima relazionale.
Tutto questo poi viene rielaborato nella preadolescenza e danno esito, ahimè, a questo tipo di comportamento e aggregazione da parte dei giovani. Baby gang e bullismo possono essere sia causa che effetto dell'abuso di droga e alcol. L'uso di sostanze può slatentizzare un comportamento aggressivo, ma a volte può essere anche la conseguenza come sedativo a un proprio malessere profondo, diciamo a livello affettivo. Tentato furto nella primissima mattina di oggi alle 5 a Cordignano nella filiale della Banca della Marca. I ladri, non appena hanno tentato di forzare lo sportello bancomat, sono stati messi in fuga dal sistema di allarme. Indagano i carabinieri. Bilancio del 2019 con numeri davvero impressionanti per la Polstrada di Treviso. I due grandi nemici al volante sono stati smartphone e ovviamente l'abuso di sostanze. Più 71% di multe per uso del telefono alla guida, più 61% di conducenti al volante sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Sono i numeri che per primi balzano agli occhi del consuntivo 2019 della Polizia Stradale di Treviso. Sono due temi che sono i principali temi che abbiamo affrontato in quest'anno, perché sono quelli che abbiamo constatato essere tra le principali cause di incidente. Parliamo soprattutto del telefonino, che oggi come oggi è ormai consolidato come motivo di aumento dell'incidentalità anche mortale. 1064 le violazioni per uso del telefono, con un riflesso drammatico sulla mortalità in strada, visto che oltre la metà degli incidenti è causata dalla distrazione. Abbiamo sfiorato i 50 sinistre mortali, quindi insomma un numero nettamente superiore a quello dell'anno scorso. La droga, l'altro grande nemico, 50 violazioni accertate grazie alla collaborazione con il laboratorio di analisi di Mestre. Se abbiamo constatato, facendo dei controlli specifici, ancorché con una modalità nuova diciamo per questo tipo di servizi, che un conducente su 5 di quelli controllati si trova in stato di alterazione alla guida e 1 su 3 è comunque un assuntore di sostanze stupefacenti, vuol dire che abbiamo a che fare con un altro fenomeno assolutamente dilagante. In crescita del 41 e del 49% le multe per mancata assicurazione e mancata revisione, e poi il più 20% di quelle per guida senza cinture, dato che più di altri spinge a continuare il lavoro di sensibilizzazione. 16.000 l'anno scorso le persone tra adulti e ragazzi raggiunte da iniziativa di educazione stradale. Tutto ciò che facciamo ci ritorna, ovviamente non subito magari, ma nell'arco del tempo, in termini di sicurezza stradale, quindi non possiamo assolutamente abbandonare questo tema, anzi aumentarlo ancora. Ritorniamo a Vittorio Veneto per parlare del punto nascita finito in questi giorni al centro delle polemiche. Per il sindaco Miatto serve rilanciarlo. Anche se i numeri sono inferiori ai minimi previsti, nulla lascia presumere che ci saranno delle chiusure. Questo ci è stato garantito sia dalla Regione che anche dal direttore dell'ULSS, dottor Benazzi. Certo che i numeri sono sotto gli occhi di tutti e magari fa un po' impressione vedere che soltanto un centinaio di bambini sono nati nel 2019 nel nostro nosocomio. Il punto nascite di Vittorio Veneto non si tocca, ma i numeri restano impietosi. Lo stesso sindaco non lo nega. Certo, la struttura nel 2019 è rimasta chiusa 5 mesi per consentire lavori di ristrutturazione e garantire le ferie al personale. Il rischio, semmai, è quello di perdere attrattività a favore di altri ospedali. È molto comodo andare anche in Friuli, se a un certo punto si dà questa percezione di mancanza di sicurezza, è chiaro che ciascuno pensa per sé e magari abbiamo anche perdita di potenzialità di esecuzione di questi parti. L'allarme sulla mancata sicurezza del punto nascita è stato rilanciato pochi giorni fa dalla NAO Assomed del Veneto, sigla dei medici. Appena 101 nascite in un anno non sono una garanzia di sicurezza, la denuncia che ha fatto sobbalzare sulla sedia sia il governatore Zaia, che ha subito negato ogni progetto di chiusura, e il direttore generale dell'ULSS 2 Benazzi, che ha ricordato i lavori fatti. Proprio all'ULSS il sindaco lancia un appello per aumentare i servizi e arrestare la fuga delle neomamme. Noi pretenderemmo che l'ULSS desse qualche servizio in più in modo tale da ricondurre alla normalità e mettere sotto controllo il rischio anche nel nostro nosocomio. E a proposito di sanità, sono stati giorni particolarmente critici al pronto soccorso di Treviso.
Ambulatori medici aperti a singhiozzo da un lato, esplosione dell'influenza dall'altro, in mezzo tanti codici bianchi che sembrano moltiplicarsi nei giorni di festa. Sono questi i fattori principali che hanno portato letteralmente all'assalto del pronto soccorso del Cafoncello. Se solitamente la soglia si attesta sui 200-250 cessi al giorno, in questo periodo si superano i 300 con punte molto più alte, come conferma anche il direttore generale dell'US 2 Marca Trevigiana. Abbiamo avuto circa 350 accessi, di questi una quarantina di persone era legata solo all'influenza. Influenza che presto raggiungerà il suo picco stagionale e che l'USL sta monitorando attraverso il Dipartimento di Prevenzione. La campagna vaccinale intanto prosegue con numeri confortanti. Abbiamo aumentato anche quest'anno il numero di vaccinazioni, ma evidentemente è una influenza virale molto forte, per cui ci attendiamo ancora assalti ulteriori al pronto soccorso. E proprio per far fronte agli assalti festivi al pronto soccorso di Treviso si sta correndo ai ripari con le risorse a disposizione, in attesa delle nuove assunzioni previste per inizio anno. Fino all'Epifania comunque l'allerta è rossa. Ci siamo organizzati in modo tale che abbiamo aumentato il numero di medici che servono per ovviamente sfrondare le liste d'attesa. Per il momento l'appello ai pazienti resta sempre lo stesso, soprattutto per le fasce maggiormente a rischio. Continuare con le vaccinazioni. Oggi prima giornata di saldi che restano un rito per tutti i trevigiani, tanti questa mattina fuori dai negozi prima dell'orario di apertura. Treviso, primo giorno di saldi, ore 9. Per essere un sabato festivo non si può certo dire che la gente se la sia presa comoda a casa, confermando che l'acquisto scontato continua ad essere uno dei riti di inizio anno. Cos'è che avete preso? Dovevo prendere delle scarpe ma non ho trovato la taglia, qui invece ho trovato della maglia da Cavento, ho trovato la taglia. Guardiamo i saldi, ma siamo ancora un po' diffidenti, ancora un po' presto, stiamo valutando. E che sia quasi un gioco da praticare già di buon mattino più che un acquisto programmato lo conferma questa signora. Siamo appena arrivate, però sì, ci sono ottimi saldi, anche perché rispetto ai prezzi che c'erano prima c'è realmente uno sconto. Commercianti fiduciosi di bilanciare con i prezzi convenienti magari un Natale da cancellare. Ma state già levando via la scritta saldi? Mi piacerebbe, Come... Sto lottando con quella di Natale. No, dai, la prego. Saltando quella di Natale. Ma come pensate andranno i saldi voi che insomma siete alla vendita? Molto bene, sì? Direi. Poi col passare delle ore inevitabili confronti su prezzi e la soddisfazione per gli affari fatti. Conveniente oppure? Sì, sì, assolutamente sì. Grazie. Quanto ha risparmiato? So, 50% più o meno. Quanto sconto? Al 30%. Da quanto tempo è che adocchiava quel capo? Il cappottino da un po', già da un po' di tempo. Buon anno. Quanto ha risparmiato? Credo il 40%. Si cerca l'affare su tutto, anche se deve ancora arrivare. Senta, ma anche la Befana è in saldo? Sì. Ma se è in saldo quanto è che è il sconto? Il sconto poi vediamo. E in questo gioco all'affare infine c'è chi ricorda che non tutto è in saldo. La vera cultura non va in saldo. I soldi non mancano a Treviso. Qui non è in saldo? No! Saldi che sono diventati un fenomeno di costume, come ci spiega il sociologo Vittorio Filippi. Sono saldi che io definirei difficili, sono saldi difficili per tre motivi, molto in sintesi. Il primo è che i saldi sono troppo saldi, nel senso che ormai nel periodo dell'anno i saldi si spalmano e in pratica tutto l'anno diventa un periodo di saldi. Il secondo motivo è che dietro i saldi ci verrebbero anche i soldi e no, è un gioco di parole, nel senso cioè che noi siamo in un periodo di sostanziale stagnazione dell'economia e quindi con tutto ciò che trascina in termini di fiducia nel futuro, di fiducia nei posti di lavoro, nei redditi, eccetera. La terza dimensione che getta secondo me qualche perplessità, qualche ombra sui saldi è anche, come dire, il cambiamento della nostra demografia, cioè il fatto che andiamo verso una società sempre più anziana e notoriamente gli anziani hanno un minore tasso consumistico, una minor propensione ai consumi. Ecco, in questo senso io direi sono saldi difficili, forse saldi freddi, coerentemente con la stagione. Si sono svolti questa mattina a San Nicolò i funerali di Don Ernesto Soligo, padre spirituale per intere generazioni di trevigiani. I suoi 3 arresti durante la Resistenza.
è stato messo al muro, il vescovo lo ha salvato. E poi c'è un episodio bellissimo in cui un ragazzo lo salva mentre lui era stato catturato ed era stato messo nella sede di Porta Altinea delle SS. Episodi di una vita secolare spesa per gli altri. Questo era Don Ernesto Soligo, ricordato così dal vescovo Michele Tomasi nel giorno dei funerali. Mi ha molto colpito questo sacerdote ricco di anni, incontrato nella estrema fragilità della sua condizione. Servo fedele di Dio e di tanti uomini e donne a lui affidati. Perché Don Soligo, oltre ad essere stato padre spirituale del seminario, del Collegio Pio X, insegnante di religione in diverse scuole di Treviso e provincia, è stato soprattutto un prete di strada e, come ha ricordato Don Lino Cusinato, forse per questo anche un prete scomodo. Accoglieva i giovani nella sua stanza, li cercava nelle parrocchie, nei bar, nei ritrovi, per le strade. Li ascoltava con attenzione e rispetto, li aiutava con pazienza a discernere il bene dal male. E quei suoi ragazzi di un tempo non sono mancati per l'ultimo saluto al loro prete. In tanti fuori dal tempio raccontavano di come le sue parole li abbiano allontanati dalla droga, da vite sprecate nell'alcol e nella violenza, ed alcuni anche dal terrorismo, nei difficili anni 70. Sarà anche per questo che oltre 1500 persone hanno gremito San Nicolò, testimoniando che la vita di questo sacerdote, senza mai nulla per sé, con la veste lisa e rattoppata, continua nelle loro azioni quotidiane, come frutti di piante cresciute storte, ma che il buon agricoltore ha saputo potare e raddrizzare. Cosa ci lascia come eredità un esempio di vita come quella di Don Soligo? Credo l'amore verso tutti. Adesso per noi c'è la pubblicità, dopo. Di nuovo in studio per parlare di viabilità con la polemica infinita attorno al casello di Santa Lucia della A27, il sindaco Szumski non molla e chiama in causa la regione. Noi ci siamo, il tema è che abbiamo un concessionario da convincere e un governo da... Spiegava così il governatore Zaia alla fiera agricola di quest'anno il caso del casello fantasma di Santa Maria, anzi di Santa Lucia, sulla A27 e sul Piave. Una storia lunga quasi come l'intera autostrada, passata per l'esigenza dell'industria del mobile bianco degli anni 80 del Novecento a quella turistica delle colline del Prosecco. E sempre alle fiere il vice sindaco aveva lanciato una proposta a Zaia. Diventa tu quello che non è stato la provincia, no? Quindi metti gli espropri, soldi per gli espropri e fai questa brentella di adduzione, quindi penso sia la naturale porta alle colline del Prosecco per poi entrare in Pedemontana, perché è vero che la Pedemontana, come ci ha detto il governatore, ci porta in 20 minuti a Montebelluna. Il problema è che se io andare a Treviso Nord ci metto mezz'ora o 20 minuti, diventa difficile, no? Il casello di per sé costa 6 milioni di euro garantiti da Autostrade, che però non si muovono se non si fanno i raccordi con la viabilità urbana, che costano sui 7 milioni di euro. Numeri da sconforto di questi tempi, ma siccome a Santa Lucia hanno quella determinazione tipica della sinistra Piave, è il sindaco ora a rincarare la dose. C'è una delibera di Presidenza del Consiglio e un decreto del Presidente della Repubblica del 2013, no, della preistoria, che approva questo casello come opera di importanza strategica. Non c'è nessun politico di nessun partito che si sia impegnato a Roma ad andare a reperire queste risorse attraverso trasferimenti. La Regione dice che non ha soldi, avrà soldi per fare altro, ma allora ognuno si prenda le sue responsabilità. Ci sono anche degli accordi negli anni 2010 firmati da sindacati, Confindustria, amministrazioni comunali che questo casello serviva, non è che ce lo siamo segnati, è un percorso molto lungo. Ora c'è il progetto, è un progetto esecutivo, io dico sarebbe da stupidi non realizzarlo. Meno di 24 ore per l'appuntamento tradizionale con i Panevin, siamo stati ad Arcade. Mancano poche ore nella Marca per la tradizione del Panevin. Dalla tradizione cristiana del Natale si passa a quella pagana con il centenario rito del Rogo della Vecia. Ad Arcade, il più grande e forse antico Panevin della Marca, è tutto pronto. Beh, come potete vedere la pira è già pronta, gli alpini hanno lavorato alacremente questi giorni, quindi siamo pronti per domani sera alle 21 come al solito, vi aspettiamo. Questo è il Panevin più alto di tutta la Marca.
Io non so se sia il più alto, ma che sia il più famoso e rinomato, questo penso che sia indubbio. Sono 53 anni che lo facciamo qui. Un occhio di riguardo anche quest'anno è rivolto alla sicurezza, visto che sono attese quasi 7.000 persone. Beh, abbiamo pensato a tutto, chiaramente noi i parcheggi sono vigilati, poi abbiamo circa 12 uomini di forze dell'ordine sottoarmati che vigileranno gli ingressi. Anche quest'anno un ospite d'eccezione è il Presidente della Regione Luca Zaia. Beh, ormai è una figura ovviamente immancabile, sono più di 20 anni che viene qui, quindi lo aspettiamo a braccia aperte. Parliamo delle polemiche dell'ambiente, dell'inquinamento che suscitano ogni volta questi falò. Ma perché l'inquinamento salta fuori solo il 5 di gennaio? Perché durante l'anno gli ambientalisti non fanno delle lotte e combattono perché le emissioni vengono comunque ridotte anche rispetto a quelli che sono gli impianti di riscaldamento, quelli casalinghi ma anche quelli industriali? Che ci possa essere un picco diciamo di PM10 quelle sere? Sì, sicuramente ci sarà. Io non metto in discussione i rilevamenti che vengono fatti ovviamente a cura dell'ARP o degli enti specializzati, però voglio anche sottolineare che qui ad Arcade io ho emesso un'ordinanza ancora in dicembre che vieta, è fatto divieto assoluto ai cittadini arcadesi di accendere pire all'interno del comune, salvo quelle che vedete comunque qui alle mie spalle. Tutto è pronto tra Spresiano e Arcade per la 22esima corsa della Befana. Un modo per stare assieme e lanciare un messaggio solidale e perché no smaltire le calorie delle feste. C'è tutto questo nella 22esima corsa podistica della Befana, appuntamento ormai tradizionale per l'associazione disabili di Spresiano e Arcade. Lunedì nel cuore di Spresiano sono attese centinaia di persone, uomini, donne e bambini dagli 0 ai 99 anni, tante le categorie che potranno cimentarsi dalle 9 nei due percorsi, il primo da 11, il secondo da 5 km, partenza e arrivo all'ufficio postale. Quello più lungo arriva fino alle campagne di Arcade, le zone più belle delle campagne di Arcade, dove c'è anche la zona dell'aeroporto di Francesco Baracca, un po' si rivivono anche cose storiche passeggiando nella nostra corsa. Una corsa che serve soprattutto a far conoscere l'attività dell'associazione a favore dei disabili del territorio, un modo per promuovere il 5 per 1000 e la graduale ristrutturazione dei locali in uso per i progetti di vita indipendente. Noi abbiamo uno stabile di proprietà che ci è stato parzialmente donato, l'abbiamo ristrutturato, abbiamo accolto 6 ragazze disabili che vivono in un gruppo appartamento e contiamo di ampliare a breve la nostra sede in modo da poter dare ospitalità ad altre 3-4 ragazze, che sarebbe una cosa meravigliosa per noi poter realizzare questa cosa. Insomma, l'associazione è in corsa verso il nuovo obiettivo e chiede l'aiuto di tutti. Venite alla corsa della Befana perché oltre alla bellezza del territorio, lungo il percorso troverete anche diverse famiglie che improvvisano dei ristori a spese loro, sono generosissime e troverete armonia, buon cibo e anche la soddisfazione di aver contribuito a qualcosa di sociale. Andiamo ora a Belluno. Sarà l'autopsia a stabilire le cause della morte di Giulia De Bernardin, la piccola di appena 10 anni morta ieri mattina all'ospedale di Treviso in seguito a un malore che l'ha colpita mentre era in vacanza con i nonni a San Pietro di Cadore. Cordoglio in tutta la provincia di Belluno. Tutta la provincia di Belluno si è svegliata attonita stamani. La notizia della morte improvvisa della piccola Giulia De Bernardin, giunta nella serata di ieri, è di quelle che lasciano senza fiato. La piccola aveva solo 10 anni. Giulia era dai nonni a San Pietro di Cadore quando improvvisamente ha riferito alla mamma, medico del pronto soccorso dell'ospedale di Belluno, di avere un forte mal di testa. Un malore che ha avuto un'evoluzione inaspettata e drammatica. La bambina ha perso subito conoscenza e la mamma, in attesa dell'arrivo dell'ambulanza, ha iniziato a praticarle le manovre di rianimazione. L'intervento dei sanitari del 118 è stato tempestivo, ma la gravità della situazione è apparsa sin da subito chiara, tanto da far decidere per il trasporto d'urgenza della piccola al Cafoncello di Treviso. Attorno a mezzogiorno un arresto cardiocircolatorio che si sospetta essere sopraggiunto in conseguenza di un aneurisma cerebrale ha spento ogni speranza di tenere in vita Giulia. La bambina frequentava la quinta elementare all'Istituto Salesiano Agosti di Belluno e lì avrebbe dovuto riprendere le lezioni martedì prossimo, dopo la festa dell'Epifania.
Profondo il cordoglio in tutta la provincia, in Comelico, luogo d'origine della famiglia, ma anche a Belluno e a Ponte nelle Alpi, dove la piccola Giulia risiedeva con la mamma Alessia Casanova Borca, il papà Christian de Bernardin e il fratello Francesco. In mattinata il direttore generale dell'Ulse Dolomiti ha trasmesso un messaggio di condoglianze alla famiglia. La direzione e tutta l'azienda è profondamente colpita e addolorata per il grave lutto che ha colpito la famiglia della dottoressa Casanova, scrive Adriano Rasicaldogno. Da genitore, prosegue il direttore generale, non riesco a trovare le parole adeguate per esprimere fino in fondo lo sgomento e il senso di angoscia che una perdita così repentina genera. Rimane la volontà di esprimere a nome mio e dell'azienda Ulse Dolomiti una profonda partecipazione a questo dolore che ha colpito la famiglia e scosso l'intera comunità. Per accertare l'origine esatta del malore che ha causato la morte di Giulia de Bernardin è stata disposta l'autopsia. Solo dopo il nulla osta della magistratura sarà possibile conoscere la data dei funerali. C'è anche il comune di Ponte nelle Alpi nel docufilm prodotto dall'Associazione dei Comuni Virtuosi, un documento sulle esperienze di buon governo. Il regista è Alessandro Scillitani, lo scrittore Paolo Rumiz, una coppia collaudata nella narrazione per parole e immagini che in Sogni Comuni, il film dei Comuni Virtuosi, hanno dato voce alle buone esperienze di governo del territorio. Vicino al municipio di Cadola avevamo una discarica a cielo aperto e laddove sorgeva una discarica oggi c'è un campo di calcio, una zona ricreativa dove fanno tornei, dove fanno iniziative, dove fanno manifestazioni. È il primo cittadino di Ponte nelle Alpi a raccontare l'esperienza di questi anni in stretta sinergia con i cittadini che hanno risposto con grande civiltà alla necessità di promuovere la raccolta differenziata dei rifiuti che hanno fatto del comune uno dei primi della provincia ad attuare il porta a porta, esperimento pilota replicato poi in diverse zone della provincia. Viviamo dentro ad una sfera sospesa e dobbiamo avere chiaramente in mente che tutto quello che noi buttiamo per terra, nell'atmosfera, nel mare, prima o poi ci ritorna indietro. Io credo che fare la raccolta differenziata sia un momento di coscienza dove ognuno di noi prende responsabilità. Il docufilm racconta le storie di quei comuni che hanno dato una svolta al loro territorio. Non importa di quale colore politico sia l'amministrazione o l'area geografica di appartenenza, ma l'impegno e l'ingegno delle persone capaci di creare un'alchimia sociale in grado di modificare il corso della storia delle comunità locali, dice l'Associazione dei Comuni Virtuosi. Esperienze diverse che raccontano che l'alternativa è applicabile in qualsiasi contesto. Prima di lasciarci al meteo è arrivato il momento dei vostri presepi. Questa sera vi proponiamo quelli che ci sono stati inviati dalla famiglia Prizzon di San Polo di Piave, da parte di Mauro Meneghello di Segusino e dalla famiglia di Alessandro Zago di Oderzo. Buona serata. The first Noel, the angel did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep.
Isola i cassonetti delle tapparelle con Isola Tutto. Il kit fai da te che elimina spifferi e rumori e fa risparmiare. Isola Tutto De Faveri. Bentrovati al meteo. Domenica 5 gennaio sarà caratterizzata da un tempo stabile. L'anticiclone continua dunque a rimanere ben saldo sul nostro territorio. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto avremo un sole prevalente un po' su tutti i settori. Non sono infatti attese piogge particolarmente degne di nota. Il cielo sarà poco nuvoloso, solo con qualche foschia mattutina e poi in serata sulle principali pianure, ma più in particolare su quelle meridionali. Temperature minime sotto zero o di poco sopra, massime tra 9 e 11 gradi. Tempo stabile anche sul Friuli Venezia Giulia, con tanto sole e solo con qualche nube a carattere sparso. Temperature minime tra -1 e 6 gradi, valori massimi tra 10 e 11 gradi. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, poche novità, ampio soleggiamento anche qui e cielo poco nuvoloso. Temperature minime sotto zero, massime tra 8 e 9 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Isola i cassonetti delle tapparelle con Isola Tutto. Il kit fai da te che elimina spifferi e rumori e fa risparmiare. Isola Tutto De Faveri.